Buongiorno, buongiorno ragazzi, adesso stiamo scendendo per Monfenera da Cima Grappa, qua mitico Alvise che ce l'ha fatta prima volta nella sua vita, adesso ci racconta un po' della sua esperienza. Cosa racconto? Racconto che devo ringraziare il mitico Evgeny che mi ha portato fino a qua, mi ha dato anche un incoraggiamento quando le forze qua. Però Sì. sono contento per aver portato i miei 101 kg di peso, una bella pancia. Guardate che panorama, ragazzi, se caschi giù nessuno ti possono seppellire subito. Esatto. Esatto. Sì, al video stavo dicendo... Gli stavo dicendo che sono contento di aver portato i miei 101 kg fin qua su, anche se la giornata era ottima, nel senso che non era la meteo perfetta, né caldo né freddo, si stava benissimo, condizioni ottimali, quindi tutto semplificato. E posso dire che è stata anche un bel po' dura. Sono contento. Perfetto, adesso ci mancano 28 km per tornare a casa, un po' meno perché 3 di discesa li abbiamo già fatti, quindi 25. Scendiamo per la valle di Borgo del Grappa, Borgo del Grappa, e poi arriveremo al cimitero di Cavaso del Tomba, sì, e Monfenera, 869 metri, poi scendiamo per Monfenera, da dove andiamo a casa. Saluto a tutti. Sì, saluto a tutti, salutiamo anche Andrea che poteva venire ma purtroppo lavora, quindi forse la prossima volta ce la facciamo insieme con Andrea, dai. Sì, adesso... Se vi è piaciuto fate clic sotto. Grande. Però noi proseguiamo comunque, non finiamo il video perché vi faccio godere il paesaggio senza parlare, perché fuori sono solo 10 gradi e la temperatura si abbassa sempre di più. Vi faccio godere il paesaggio. Guardate, guardate laggiù. Chi altro se non io vi porta là? Basta che non casco so, però che non riesco solo a filmare tutte ste meraviglie. Così ragazzi, ottobre 2021. Questa è la vita, bisogna goderla in pieno. Siamo quasi arrivati alla valle, laggiù ci sono delle malghe, eccetera eccetera. Però fuori fa un freddo severo, non riesci neanche a concentrarti bene sulla strada perché veramente fa un po' freddo, quindi risparmiamoci le parole. Però il paesaggio merita una ripresa come la mia. Quindi non preoccupatevi, ce la facciamo sempre. Poche macchine perché sono le 4 del pomeriggio, tra poco se ne va pure il sole.
Qua ci vorrebbe un asfalto nuovo, ma tanto chi se ne frega, dai. Salti mortali ne li facciamo spesso. Un po' di ammortizzatori, via. E via, ragazzi. Ecco, comincia la discesa un po' ripida. Ci sono delle grotte, le tane, dei lupi, di tutti gli altri animali selvatici e meno. Tutto insomma gli esseri viventi. Qua vi saluto perché c'è un tunnel pericoloso e non vorrei fare la brutta figura, visto che dobbiamo finire dopo laggiù, quando finirà il tunnel. Vedete, ragazzi? Un saluto a tutti, fate lo sport, buon divertimento e ci vediamo alle prossime puntate. Ciao ciao! Evviva l'Italia e viva la libertà! Seguiteci e statemi bene. Alla prossima!